Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Oggi andiamo a fare una piccola avventura. Con la mia moto sono salito a Sonvico, sopra a Mandello del Lario, su quel ramo del lago di Como, eccolo laggiù. Ed ora partiamo per una camminata. Si sale in mezzo alle case, questo è l'inizio del sentiero numero 15, è il nostro, ecco qua. Questa è la nostra meta, era Santa Maria, sentiero numero 15, saliamo. È l'itinerario della memoria, se riuscite a leggere c'è la storia di questa zona fra il 43 e il 45 durante la resistenza all'occupazione nazifascista. Quassù la vista si apre, ecco il nostro lago, di fronte a noi è la strada che va verso Bellagio, quello è il paese di Onno e qua sotto c'è Mandello. Qui il sentiero si inerpica e inizia anche questa via Crucis, questa è la prima croce, spero che non lo sia per me. Siamo giunti alla cappella di Santa Preda a circa 600 metri d'altezza. Qui si apre una visuale magnifica su tutte le montagne che ci circondano e laggiù in fondo potete vedere la Grigna a destra e la Grignetta a sinistra con Rifugio Rosalba. Siamo passati in mezzo al bosco e qui improvvisamente si apre un bellissimo balcone sul lago. Ecco laggiù le sponde del Lario e Mandello ai nostri piedi. Bella vista qui. Ed eccoci a Santa Maria dell'Olcio. Lassù si vede solo un angolino e il campanile, dopo cercheremo di scoprirlo. Questa chiesetta costruita nel 1100 è stata poi ristrutturata nel 1400 e si è conservato però la planimetria e il campanile. È stata danneggiata nel 97 da un incendio e è stata restaurata così come la vedete adesso. Questa è la scala che sale fin lassù. La chiesetta è chiusa, ma da questa finestrella possiamo vederne l'interno. E da qua su si può vedere il bel campanile che si trova al centro della chiesa e quindi è quasi invisibile. Qui il sentiero si addentra nella valle e qui picchi sopra di noi e la valle è profondissima qua sotto, completamente verticale, bellissimo questo luogo. Nel profondo della valle una bellissima cascatella. E bisogna salire. Ed eccoci qui. Sembra un posticino quasi da favola, col fiume che corre, la chiesetta laggiù, siamo all'Alpe di Era. Guardate quanto è bella questa chiesetta, con quelle due ortensie ai lati della scala che resistono nonostante la siccità. E anche qui dallo spioncino possiamo dare un'occhiata all'interno. E questa è l'Alpe di Era, un covone come ai vecchi tempi, qualche casetta, qualcuno che ci abita. E altre case, poche, pochissime, e arriva al fiume. Guarda che sorpresa qua sotto! Ciao piccolo! Vieni, vieni piccolino. Vieni.
E qui accanto alle case c'è l'acqua fresca, 2 sgorghi e il mestolo per bere. Al ritorno decido di fare questa variante, la via del fiume. Speriamo non sia troppo. Beh, questi passaggi sono davvero tosti, meno male che sono state messe le catene. La cascata, qui si attraversa il fiume. Addirittura la scaletta. Ancora catene, roccette verticali e a fianco cascate e pozze bellissime. Bella tosta questa via del fiume, ma spettacolare. Qui si attraversa, segnavie di là, lo vedete, bianco e rosso. Avanti. Guardate questo passaggio. La serpentina, guardate giù, che meraviglia. Super cascata e super pozza. Ma l'acqua quanto è trasparente! Ed eccomi a valle, dopo roccette, corde fisse, cascate, pozze meravigliose, 10 attraversamenti del fiume, sono arrivato a Mandello e qui vi saluto. Con il pontile della navigazione, un bel gabbiano che fa bella mostra di sé sul palo e il lago che sale verso Bellagio, vi do appuntamento alla prossima avventura.